Ben ritrovati amici sportivi di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, come del resto ogni lunedì sera a partire dalle 22 per raccontare il calcio dilettantistico, con questa trasmissione appunto che va in onda su Gold 78 puntualmente ogni settimana il lunedì dalle 22 e poi in replica anche il martedì sera alle 23:30. Il calcio dilettantistico a 360 gradi dalla Serie D sino al campionato di prima categoria. Prima di dare inizio alla nostra puntata, un doveroso omaggio ad un siciliano doc che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa, Pietro Anastasi. Se ne va una pietra miliare per il calcio italiano, quel calcio di un tempo, quel calcio che non c'è più. È morto Pietro Anastasi, aveva 71 anni, si è spento venerdì dopo una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo. Indubbiamente Anastasi è stato uno dei migliori attaccanti degli anni 70. Siciliano di nascita, era brevilineo ma esplosivo e molto bravo anche in acrobazia. Esplose nel Varese nella seconda metà degli anni 60, attirando le attenzioni dei migliori club italiani. La spuntò la Juventus nel 68, strappandolo all'Inter, e su di lui investì 650 milioni, cifra notevole all'epoca. Il rapporto con la signora durerà 8 stagioni arricchite da 3 scudetti, ma si logorerà nella parte finale, tanto che la società lo scambia con Roberto Buoninsegna nell'estate del 76. Sull'asse Juve-Inter si concretizzano operazioni di mercato che riempie le prime pagine dell'epoca. Anastasi non ripete i fasti bianconeri all'Inter, ma alza comunque la Coppa Italia del 78 prima di chiudere la carriera appunto tra Ascoli e Lugano. Campione europeo con l'Italia nel 68, in azzurro ha collezionato 25 presenze e 8 reti in nazionale. Dopo il ritiro è stato allenatore delle giovanili per un breve periodo e poi commentatore televisivo. Il 7 aprile del 1948 nasce a Catania Pietro Anastasi, uno dei protagonisti del trionfo azzurro agli europei del 68. È suo infatti il gol del 2-0 nella finalissima contro la Jugoslavia, che consente alla nazionale italiana di conquistare il primo ed unico titolo europeo della storia. Un gol che arriva esattamente 2 giorni dopo il suo debutto con la maglia azzurra. Ribattezzato dai tifosi della Juventus il Pelé bianco, il centravanti siciliano non è però assistito dalla buona sorte in occasione dei mondiali. Dopo aver saltato la rassegna intercontinentale del 70 per un banale infortunio, partecipa anche alla sfortunata spedizione italiana nella Coppa del Mondo in Germania, lasciando comunque il segno nel primo match contro Haiti. Dopo aver totalizzato 8 reti e 25 presenze, il 26 ottobre del 1975 disputa la sua ultima partita con la maglia azzurra, quella maglia che senza dubbio gli ha probabilmente regalato la gioia più grande della sua carriera professionistica. Pietro, lei che gioca sempre a Torino, ha mai sentito un tifo simile per la nazionale? Per la nazionale, ma questa è la prima Torino volta, veramente meraviglioso.
Un doveroso omaggio ad una pietra miliare del calcio italiano, Pietro Anastasi, che è venuto a mancare qualche giorno fa. Noi di Penalty non potevamo non dedicare la nostra copertina di apertura a questa grande e straordinaria favola di Pietro Anastasi. E adesso voltiamo pagina, iniziamo subito a parlare di Serie D. Vittoria importante del Palermo, potrebbe essere anche una vittoria scacciacrisi, questo lo vedremo chiaramente dalle prossime partite. Guardiamo subito il tabellino di questa 20ª giornata. ACR Messina batte San Tommaso 1-0, Biancavilla batte Licata 1-0, Città di Ciriale batte Castrovillari 3-1, FC Messina batte Corigliano 1-0, Giuliano batte Marsala 2-1, Nola Cittanovese 2-0, Palermo batte Roccella 1-0, Palmese batte Troina 1-0, pareggio 0-0 del Savoia in casa con il Marina di Ragusa, pareggio che indubbiamente serve tanto al Palermo che allunga leggermente in classifica che guardiamo insieme. Palermo in testa con 48 punti, 43 per il Savoia, 36 FC Messina, 35 Giuliano, 34 il Troina, con 33 punti le Città di Aciriale, sottolineando tra l'altro che ha subito 4 punti di penalizzazione, 32 per il Licata insieme al Biancavilla, 31 per la Cittanovese, 29 punti ACR Messina, 24 il Nola, 21 il Castrovillari, con 20 punti il Marina di Ragusa, 19 per il Marsala, 18 per il Roccella, 15 punti per il Corigliano. Chiudono la classifica San Tommaso con 13 punti e la Palmese con 11. Guardiamo insieme anche il tabellino della prossima settimana, sarà la 21ª giornata, si giocherà domenica 26 gennaio, questi gli incontri: Cittanovese Corigliano, Castrovillari ACR Messina, FC Messina Biancavilla, Licata Palmese, Marina di Ragusa Palermo, Marsala Calcio Savoia, Roccella Nola, San Tommaso Giuliano ed infine Troina Città di Aciriale. Iniziamo subito a guardare gli incontri delle nostre siciliane, vittoria in casa importantissima del Palermo nei confronti del Roccella.
Vittoria dunque del Palermo, che continua la sua marcia solitaria in vetta nel girone I del campionato di Serie D. Guardiamo adesso le altre siciliane ed apriamo con l'ACR Messina, vittoriosi in casa per 1-0 nei confronti del San Tommaso. A seguire la vittoria nel derby tutto siciliano del Biancavilla nei confronti del Licata. Allenatore del signor Stefano Pellegrini, Francesco Savello, con il numero 2 Alessandro Ferrari.
squadre andranno in campo e quindi vi auguro un buon pomeriggio. Amici sportivi, siete collegati con Orazio Raiti di Biancavilla per il turno numero 20 del campionato nazionale di Serie D Girone I, ovvero la terza giornata del girone di ritorno. Scendono in campo il Biancavilla completo giallo e blu scuro contro il completo bianco del Licata Calcio. La rincorsa è Lucarelli che scavalca la barriera, facile però la parata di Ingrassia. Larga a sinistra per Convitto sterza, pallone sul destra, costretto a passare a Dama che è salito tantissimo, il cross di prima, la tocca Bonaccorsi che allunga questa sfera, poi Lucarelli si deve impegnare verso Manfredi, in anticipo Yeboah che però fa passare il pallone, San Giorgio il tiro secco, la blocca il genovese, poi ci prova a piazzarla Convitto, tiro debole, un passaggio per il portiere genovese. Fallo di Diabiba, anzi c'è il vantaggio, palla nell'aria, il tiro alto, azione confusa, l'arbitro sembrava aver dato il fallo, poi c'è Maltese, serve Bonaccorsi che è andato in attacco, pallone di ritorno lungo di Bonaccorsi per Graziano, compagno. Prova ad andare da Loia che è in aria con un buono stop, la gira di prima al centro dell'area verso Lucarelli, Lucarelli al limite, prova l'acrobazia, tutto regolare, la palla al limite nell'area piccola, a Loia. Scambiato tra di loro e poi Attenzione al Longo che lascia la sfera genovese, va a proteggere il pallone con una spinta abbastanza sospetta su Manfredi, per l'arbitro tutto regolare. Servire Lopresti che salta, Maltese allarga a sinistra per Graziano, Graziano si defila, il tiro ancora Ingrassia, poi toccato da Loia e c'è fallo. Controlla bene Maltese, anticipato da Loia, arriva la palla a Lopresti, il tiro, sbaglia Lopresti, il tiro ad incrociare era tu per tu davanti a Ingrassia. Aloia, stop col petto, intervento regolare di Maltese, attenzione a Doda che perde un brutto pallone, può ripartire il Biancavilla, attenzione Graziano davanti a Ingrassia che non la prende, quindi non ce la fa ed è il gol del Biancavilla al minuto 68. Che errore di Doda, erroraccio di Doda perché Licata praticamente aveva la palla in avanti, stava portando un contropiede, Doda praticamente ha regalato palla all'avversario, il contropiede è fulminante, poi il tiro sul quale Ingrassia aveva anche effettuato il miracolo. Con le mani il movimento di Convitto, palla verso Civilleri, siamo sul fondo, la gira, ancora Civilleri, siamo ancora lì, il cross, palla per Doda, anzi Dama che la prende con la mano da ottima posizione, né Manfredi né Dama sono riusciti a ribadire il rete, un pallone da spingere. In pianta fissa nell'area del Biancavilla. Convitto, cross sul secondo palo, la torre, il gol del Licata, ma l'arbitro chiama il fuorigioco da parte di Manfredi sulla linea di porta, chiama il fuorigioco. Civilleri è una furia, arriva anche Daniello, l'arbitro aveva dato la rete, là il segnaline ha alzato la bandierina, quindi fuori gioco, un capannello di giocatori del Licata e delle Biancavilla. Convitto, gruppone di uomini in aria, il cross di Convitto, svetta, Civilleri il genovese, salva la propria porta, non è finita, Convitto, altro tiro, palla che rimane nell'area del Biancavilla che non riesce a uscire, adesso lo fa con Yeboah. Va Ingrassia, il rilancio in area, molto largo dalle parti di Cassero, palla che rimane lì, l'arbitro fischia un fallo di confusione, punizione per il Biancavilla, probabilmente si concluderà qui la partita. Arriva sì il triplice fischio, il Biancavilla batte il Licata 1-0, un gol nella ripresa di Graziano, ancora Licata a secco di vittoria nel 2020, ma anche oggi una sconfitta che ci può stare per quello visto in campo. È andata male per due siciliane che giocando fuori casa hanno perso rispettivamente a Giuliano, parliamo del Marsala per 2-1 ed il Troina a Palmi.
abbiamo voluto lasciare per ultima la partita del Marina di Ragusa che compie l'impresa perché pareggiando in casa del Savoia ferma l'ascesa della stessa squadra campana e in un certo senso con questo punto in più il Marina di Ragusa continua a sperare nella salvezza. 20° turno del campionato di Serie D per il girone I allo stadio Giro di Torre Annunziata. Il Marina di Ragusa rendeva visita al Savoia, formazione di mister Salvatore Utro, reduce dal pari interno allo stadio Aldo Campo di Ragusa per 1-1 contro il Corigliano dell'allora mister De Sanso. Direzione di gara affidata al signor Stefano Milone e la sezione di Taurianova, suoi assistenti Davide Santarossa di Pordenone ed Emanuele Fumarulo di Barletta. Passiamo al film di questa sfida che si apre col tentativo da destra di rondinella. Cerone però non riesce a inquadrare il bersaglio grosso. Minuto 25, ancora Bianchi in avanti con Cerone che spinge Chironi ancora a destra, il quale mette dentro il pallone. Puglisi riesce a liberare l'area di rigore. Lamentavano anche un possibile fallo di mano gli Oblontini su questo tentativo da destra di Chironi, smentito però dal nostro rallenti. Al 29esimo ancora Savoia in avanti con la gran botta di Gatto. Pellegrino fa sua la sfera in due tempi. Minuto 32, schema da calcio d'angolo con Cerone che scarica fuori per Chironi, il quale va al volo ma sfiora il palo. Il numero 8 Oblontino al 39esimo, ancora una grande chance per i bianchi con Cerone che scarica in area di rigore per Rondinella che si avventa su questa sfera non riuscendo però a spingere alle spalle di Pellegrino. Ancora un grande Chironi in campo che qui si libera in area di rigore da uno sguardo in mezzo dove trova un compagno. Orlando però non riesce a trovare il bersaglio grosso, segue solo il duplice fischio del direttore di gara Milone. Squadre negli spogliatoi sul parziale di reti bianche. Passiamo allora con le nostre immagini al film La ripresa che si apre come si era concluso il primo tempo, ancora col Savoia che attacca con Chironi che trova il grande intervento di Pellegrino. Al 50esimo reagisce il Marina di Ragusa col palo esterno colpito da Mauro sulla disattenzione difensiva da parte di Riccio. Sempre a destra sponda la formazione mister Salvatore Uto. Pietrangeli mette dentro, non ci arriva Touré, ci arriva invece Sidibe che non riesce però a inquadrare lo specchio della porta, difesa da Prudente. Savoia che torna ad attaccare qui con Orlando che elude l'intervento di Puglisi, palla messa dentro per Romano, il neoentrato però spara alle stelle praticamente dall'altezza del dischetto del calcio di rigore. Ancora Savoia in avanti, il cross preciso di Cerone, per poco non sta per arrivare l'autogol di Giuliano, poi Oievale che sta letteralmente facendo il solco sul binario di competenza, mette dentro Scalzone, però ancora una volta si divora una ghiotta chance per i bianchi. Prova allora a mettersi in proprio il numero 3 di mister Parlato, prova a prendersi le luci della ribalta, non riesce però a inquadrare lo specchio della porta difesa da Pellegrino. Scampo di gara nel finale con la punizione dalla sinistra del Savoia, l'incornata del neoentrato De Vena non riesce ancora una volta a trovare la rete del vantaggio la formazione mister Carmine Parlato. Ultima occasione con Scalzone che si libera in area di rigore, c'entra solo l'esterno della rete. Tanti rimpianti per la formazione mister Carmine Parlato che pareggia per 0-0 al Giro di Torre Annunziata. Terzo risultato utile consecutivo invece per la formazione mister Salvatore Utro che nella prossima sfida sarà termometro di questo campionato in quanto ospiterà la capolista Palermo. Gentili amiche e gentili amici, ben ritrovati con Penalty. Andiamo subito a fare il punto della situazione per ciò che concerne il girone I del campionato di Serie D. Una giornata molto importante per il Palermo che seppur con qualche difficoltà vince di misura alla Barbera contro il Roccella grazie alla rete su rigore del neo acquisto Floriano. Secondo passo falso consecutivo invece del Savoia che dopo il pareggio per 1-1 nella scorsa giornata contro il Castrovillari impatta 0-0 in casa con il Marina di Ragusa. Via via tutte le altre squadre, i risultati come avete avuto modo di vedere dalla schermata precedente. Questa invece fa riferimento alla classifica, come dicevamo una giornata molto importante per i rosanero che volano a 48 punti e staccano di altre lunghezze. Il Savoia in totale sono 5 punti adesso di vantaggio della formazione di Pergolizzi nei confronti della squadra campana e poi questo è il resto della classifica, chiude il fanalino di coda Palmese. Una giornata però molto turbolenta per quel che riguarda le dichiarazioni del post partita in casa Savoia. Il presidente Mazzamauri infatti non digerisce il rigore molto generoso concesso al Palermo e poi, come dicevamo, trasformato da Floriano. Mazzamauro, il patrono del Savoia, attacca
il Palermo dicendo sembrava di assistere contro il Roccella ad una gara di tuffi. È veramente scandaloso un campionato del genere, veramente dure le parole del numero 1 del club campano. Sicuramente di qui sino alla fine del campionato di Serie D Girone I sarà una volata a 2 tra Palermo e Savoia, ma il ritorno, la gara di ritorno a Torre Annunziata sarà sicuramente infuocata. Vedremo dunque quello che succederà nel prossimo turno. Ovviamente ogni settimana poi faremo il punto della situazione con la trasmissione Penalty. Un cordiale saluto a tutti voi da parte di Simona Libani. Restituisco la linea ad Ettore Tortorici. Complimenti al Marina di Ragusa, punto importantissimo in terra campana che aiuta indubbiamente sia il Palermo ma soprattutto alla stessa squadra ragusana. E adesso voltiamo pagina, iniziamo subito a parlare del campionato di eccellenza e lo facciamo con il Girone A. Terza giornata di ritorno nel campionato di eccellenza. Apriamo dunque con i risultati del Girone A. Alba Alcamo Pro Favara 1-1, Canicattì Cus Palermo 4-1, pareggio a Castellammare dell'Acragas 3-3 contro il Castellammare, vittoria sonante invece dello Sporting Ballone 6-0 contro il Cefaledium, pareggio della prima in classifica, il Dattilo che impatta in casa contro il Mazzara. Oratorio Sancire San Giorgio batte Geraci 2-1, San Cavaldese batte Parmonval 1-0, vittoria fuori casa della Don Carlo Misilmeri 4-3 a Monreale. Guardiamo la classifica, dove rimane in vetta il Dattilo Noir, seppur pareggiando con 44 punti. Segue il Canicattì con 41, l'Acragas con 38, con 32 punti la San Cavaldese, 31 per il Geraci, 29 punti per il Castellammare, 27 Sporting Vallone, 26 Parmonval, Don Carlo Misilmeri 25, 22 il Mazzara Calcio, 21 il Pro Favara, con 16 punti Cefaledium, Cus Palermo, Oratorio Sancire e San Giorgio, con 9 il Monreale, chiude la classifica l'Alba Alcamo con 5 punti. Guardiamo anche il tabellino della prossima domenica, sarà la quarta giornata di ritorno, domenica prossima 26 gennaio 2020. Questi gli incontri: Geraci San Cataldese, Parmonval Canicattì, Acragas Oratorio Sancire e San Giorgio, Don Carlo Misilmeri Castellammare, Mazzara Monreale, Pro Favara Dattilo Noir ed infine Sporting Vallone Alcamo. Iniziamo subito a vedere le immagini, lo facciamo con la vittoria netta per 4-1 del Canicattì nei confronti del Cus Palermo, vittoria che serve alla squadra di Pippetto Romano di accorciare le distanze nei confronti del Dattilo Noir. 18ª giornata nel campionato di eccellenza, il Canicattì, amici della Wii Sport, ha messo nel mirino il Dattilo Noir, capolista dell'aggruppamento A. Adesso la formazione di mister Romano, dopo la vittoria sul campo dello Sporting Vallone, ospita la formazione del Cus Palermo, fischia il signor Matteo Dini della sezione di Città di Castello, assistenti Pablo Vasquez di Siracusa e Dario Testaiti di Catania. Partiamo col fin del primo tempo, al quinto minuto occasione per il Cus Palermo, il pallone rimane in area di rigore e qui non è perfetta la difesa del Canicattì, il colpo di tacco, Nicosia prova a botta sicura, smanaccia l'estremo difensore Valenti al settimo minuto, risposta del Canicattì con Angelo Caronia, debole però il suo destro, 16esimo, attenzione ancora al Canicattì che manovra perfettamente l'azione, sfera sulla sinistra, Angelo Caronia mette di prima intenzione, colpo di testa di Matera che non riesce a dare la giusta traiettoria al pallone, poi attenzione a quello che succede, spizzata di Matera sul lancio da parte di Maggio, Caronia viene steso così da Rizzo, espulsione e calcio di rigore per il Canicattì, ghiotta chance dunque alla metà del primo tempo non solo di sbloccare il match ma anche di avere la superiorità numerica. Da qui alla fine Angelo Caronia sul punto di battuta, il pallone finisce in rete, è 1-0 del Canicattì, il numero 10 non sbaglia dagli 11 metri e sblocca dunque il punteggio al Saraceno. Da qui in avanti solo Canicattì, ancora con Angelo Caronia che qui duetta perfettamente con Matera, Caronia entra di rigore, Caronia steso ancora una volta, il direttore di gara è lì e va a segnalare il secondo calcio di rigore nel giro di 8 minuti, stavolta però cambia il protagonista, dagli 11 metri infatti si presenta Matera e l'ex Città di Sant'Angelo.
Takada spiazza il portiere, fa 2-0, partita in discesa per il Canicattì. Al minuto 44 si rivede in campo Vito Lupo che entra al posto di Malluzzo. Al 46esimo però reazione da parte del Cus Palermo con l'azione da parte di Dalì che crossa per Virga, non ci arriva il numero 9, dalla sinistra allora arriva la chance ma Valenti risponde come un gatto, resta indenne la porta del Canicattì, ha invece il joystick come sempre Ciccio Maggio. Qui la grande sventagliata per inserimento di Tedesco che mette dentro, troppo facile per Matera a depositare in rete, il gol che vale il 3-0, la doppietta personale, la rete che manda a riposo le due formazioni. Siamo già al secondo tempo, Iezzi riconquista il pallone, attenzione perché c'è tanto campo per il Canicattì, addirittura 3 contro 3, interviene anche Vito Lupo e qui fa scorrere di prima per Angelo Caronia, destro a giro di Caronia, legno incredibile del Canicattì che sfiora il poker. Riapprezziamo però il gesto da parte del numero 10 dei biancorossi, resta di sasso il portiere avversario, occhio però perché c'è un'occasione anche per il Cus Palermo, Gianni Divini riesce a scappare sul filo del fuorigioco, salta anche Valenti e deposita in rete, prova a rientrare in partita la formazione cussina. Adesso siamo sull'1-3, sventagliata di Vittorio Caronia, Iezzi entra in area di rigore, conclusione debole, Cascione riesce a far sua la sfera, entra Pira sul terreno di gioco, fuori Greco al 64esimo, il lancio di Maggio per Iezzi che recupera il pallone sulla destra, può dare uno sguardo in mezzo il numero 7, crossa sul secondo palo, colpo di tacco di Angelo Caronia, Vito Lupo salta l'avversario, Vito Lupo partecipa anche lui alla festa, 4-1, ma che azione meravigliosa del Canicattì, il lancio di Maggio, il cross di Iezzi, colpo di tacco di Caronia e arriva l'ululato di Vito Lupo sotto la curva del Saraceno, ci prova però a restare in partita il Cus Palermo qui con Dalì che riesce a servire sulla destra il compagno, il tentativo che però viene salvato sulla linea da Di Mercurio, la difesa sugli scudi del Canicattì, c'è un cambio, esce Vittorio Caronia, al suo posto Fiore ma è sempre Angelo Caronia ad illuminare il gioco e qui a colpire il secondo legno personale di giornata con l'angolo corto e lo scambio con Lupo. Angelo Caronia è un tripudio il Saraceno quando esce dal campo, al suo posto Lauria, ultima chance invece per il Cus Palermo che sfiora il gol del possibile 2-4, ma è triplice fischio amici della Wisport al Saraceno di Ravanusa, vince per 4-1 il Canicattì sul Cus Palermo, resta agganciata a -3 dal dattilo. Una vittoria importantissima dunque per il Canicattì che vede accorciare la distanza nei confronti del battistrada Dattilo Noir. Proseguiamo. Una vittoria importantissima, quella dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio nei confronti di un Geraci che è comunque posizionato nelle zone altissime di questo girone A del campionato di eccellenza. La squadra palermitana con questa vittoria aggancia quantomeno le sue dirette avversarie alla corsa dei play-out. Va in scena la 18ª giornata per il campionato di eccellenza Girone A, amici spettatori, dal comunale di Belmonte Mezzagno un saluto a tutti da Antonino Di Fede. Si affrontano quest'oggi il Marineo che viene da 5 risultati utili consecutivi ed il Geraci che in queste ultime giornate ha espresso uno stato di forma veramente invidiabile. Punizione battuta da Clemente, pallone verso Scillufo che non aggancia nel migliore dei modi, spazza la difesa del Geraci. Perricone porta via il pallone a San Yong che fa un'entrataccia sul terzino del Marineo e che probabilmente gli varrà il cartellino giallo. Lotta per arrivare sul pallone Scillufo, sfera che scivola comunque verso Clemente che sfiora un gol da Cineteca. Grande lancio di Bisogno verso San Yong che è velocissimo, supera anche Di Paola. San Yong trova il vantaggio il Geraci con Sanei San Yong che firma il gol dell'1-0, esulta togliendosi la maglia, attenzione perché era già ammonito l'attaccante del Geraci e infatti adesso arriva il doppio giallo per lui. Qui grande ingenuità dell'attaccante in maglia blaugrana, Geraci in 10 uomini. Lancio lungo a cercare Romeo, pallone che rimbalza, Romeo la fa sua, poi la sponda verso Clemente che strozza troppo il destro. Opportunità per Grimaudo che calcia, Di Paola in 2 tempi la blocca. Presti Giacomo prova ad andar via l'avversario, ci riesce molto bene, la mette in mezzo rasoterra dove Scillufo fa la sponda per Montalbano che entra dalla panchina e segna un gol bellissimo, un gol dei suoi, un gol alla Montalbano, 1-1 Marineo.
Guanta il pallone Velardi che viene raddoppiato, va via con una gran giocata Velardi che poi con il tacco serve Tarantino che la mette in mezzo, salva Perricone. Tarantino col piattone in mezzo allontana Bertolino, poi serio prova al volo, Di Paola la blocca senza problemi. Punizione per il Marineo ed è un duello tra due ex compagni di squadra, va Clemente Cissé con una gran risposta, mette il pallone in angolo. Punizione in favore del Marineo da posizione defilata, va Scillufo a mettere il pallone in mezzo dove c'è Bertolino! La torsione vincente di Nino Bertolino che supera Cissé e regala al Marineo il gol del 2-1, fa sognare la squadra di mister Pietro Tarantino che adesso si porta avanti. Corner messo al centro, colpo di testa di un giocatore del Geraci, pallone che scivola fuori. Attenzione in questo finale rosso anche per Romeo per un brutto intervento ai danni di Mar. Non c'è più tempo, il Marineo batte 2-1 il Geraci, decisive le reti di Montalbano e Bertolino per quella che è la quarta vittoria consecutiva in casa per la squadra di mister Tarantino che si porta a quota 16 punti in classifica agguantando due dirette concorrenti che sono la Cefaledium ed il Cus Palermo. Se il Geraci si ferma, va avanti ancora la San Cataldese che continua a vincere. Oggi è una partita importantissima, quella giocata in casa, vinta contro la squadra palermitana per 2-1, parliamo della Parmonval. Queste sono le immagini di Calcedonio Iacuzzo. Adesso sentiamo le interviste realizzate al termine della partita ai due mister, parliamo di Calafiore della Parmonval e di Sebi Catania della San Cataldese. Mister, solitamente evitiamo di parlare dell'operato degli arbitri, ma oggi si è visto un direttore di gara che ha operato delle decisioni piuttosto dubbie. Guarda, per natura non ho mai recriminato né quando ho vinto né quando ho perso, per cui preferisco continuare così. Dico solo che durante una partita di calcio possiamo sbagliare e sbagliamo tutti, e per cui sbagliano loro e sbagliamo pure noi. Torniamo al campo invece. Mercoledì arriva una gara fondamentale per la San Cataldese. Ma guarda, è una partita importante, è una finale, ci siamo arrivati eliminando squadre forti. Siamo contenti di poterci giocare questa partita contro una squadra gloriosa, una squadra, oltretutto anche io ci ho giocato, fatta di ottimi giocatori, per cui mi auguro solo che sia una bella partita, che sia una giornata di sport. Poi è chiaro che mi auguro che possiamo essere noi a vincere, però è una competizione a cui abbiamo tenuto dal primo giorno che sono arrivato e io credo che essere arrivati in finale è un grande merito. Ora dobbiamo saltare l'ultimo ostacolo, che non è un ostacolo facile assolutamente. Cambiano dopo l'intero girone d'andata, dopo queste prime partite del girone di ritorno, gli obiettivi del Parmonval? No, gli obiettivi sono quelli di andare partita per partita e raggiungere al più presto la salvezza, è quello che dall'inizio dell'anno volevamo. Diciamo che il girone d'andata è andato benino, abbiamo fatto 25 punti, purtroppo abbiamo iniziato male il girone di ritorno. È chiaro che nel girone di ritorno è un campionato tutto diverso perché le squadre si rinforzano, il Marineo che abbiamo incontrato noi in casa non è il Marineo che avevamo incontrato all'andata. È chiaro che la San Cataldese è migliorata anche parecchio, anche sotto il mister che chiaramente ha lavorato molto e ha fatto tanto lavoro e speriamo di raggiungere come prima la salvezza. Diventa dura perché ho detto che questo campionato è molto livellato, puoi perderla come vincerla qualsiasi partita, tra la prima e l'ultima che in questo momento poteva essere, dico, in visione di quello che può essere la salvezza del Marineo, quindi noi cercheremo di giocarla come oggi, partita per partita, sperando che non finisca come è finita oggi.
Era presente ad assistere alla partita anche Bino Abisso, presidente dell'AIEC regionale, l'associazione italiana allenatori di calcio. Bino Abisso è anche un dirigente della Parmonval. Sentiamo un po' il suo parere al termine dell'incontro. Non bella, ho visto una partita, del resto la San Cataldese capisco bene che ha la testa alla finale di Coppa di mercoledì. La partita è stata decisa da un episodio, diciamo che era 0-0, però diciamo tra le due squadre quella che mi è piaciuto di più è stata la San Cataldese, perché si vede che Sebbi Catania lavora molto con la squadra, soprattutto sulle palle ferme, e quindi da allenatore determinate cose li capisco. Diciamo che è stato giusto, era 0-0, però non ci facciamo la testa, perché a questo punto del campionato bisogna solo esclusivamente fare giocare gli under, cosa che spesso gli allenatori, compreso il mio, non riescono a mettere in campo a favore delle società. Il problema questo è, purtroppo. Io colgo l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo alla San Cataldese, all'amico Galletti, a Sebbi Catania, affinché mercoledì possano centrare l'obiettivo, che è molto importante. Un girone A che continua indubbiamente a regalare emozioni domenica dopo domenica. Vedremo cosa succederà. Riuscirà il Canicattì ad agganciare il Dattilo Noir? Beh, indubbiamente i punti ancora sono tanti, sono 3, però il cammino in questo girone di ritorno è ancora lungo e tortuoso per tutte. Ci fermiamo con il girone A, adesso passiamo al girone B. Anche questo girone continua a riservare sicuramente molte sorprese. Il pareggio in casa del Paternò è sicuramente il risultato più eclatante in questa giornata che si è disputata. Guardiamo i risultati. Mascalucia San Pio X Santa Croce 2-2. Vittoria del Giarre 3-0 nei confronti della Cicatena. Vince fuori casa invece il Palazzolo 2-0 a Ragusa. Vittoria del Carlentini 2-0 contro il Real Siracusa Belvedere. Vince anche il Rosolini 1-0 contro lo Sporting Pedara. Vittoria anche della Città di Sant'Agata 7-0 nei confronti dell'Atletico Catania. Pareggio invece, come vi ho già anticipato, del Paternò che impatta in casa contro l'Enna Calcio. Ha riposato il Gela. Guardiamo la classifica, il Paternò rimane comunque sempre in testa con 43 punti, a seguire Città di Sant'Agata e Città di Rosolini con 37, con 36 il Giarre, con 34 il Palazzola ed il Ragusa, con 27 il Mascalucia San Pio X, 24 punti per il Santa Croce, 23 Real Siracusa Belvedere, 21 il Carlentini, con 13 lo Sporting Pedara, 10 punti per Enna Calcio e Acicatena, 8 punti il Gela con un punto di penalizzazione. Chiude la classifica l'Atletico Catania con un punto. Guardiamo anche il tabellino della prossima settimana, sarà la quarta giornata di ritorno, naturalmente domenica 26 gennaio. Questi gli incontri: Acicatena Carlentini, Atletico Catania Ragusa, Enna Calcio Mascalucia San Pio X, Gela Giarre, Real Siracusa Belvedere, Città di Sant'Agata, Sport Club Palazzolo Città di Rosolini, Sporting Pedara Paternò Calcio, riposerà il Santa Croce. Iniziamo subito a vedere le immagini di questo girone. Pareggio in casa del Mascalucia San Pio X con il Santa Croce, 2-2 il risultato finale. È trascorso un mese esatto dall'ultima al buon aiuto somma per il Mascalucia San Pio X, 18 dicembre 2019, 2-0 alla Ragusa. In mezzo il successo di Rosolini e la sconfitta di Paternò. Lo stesso avversario che domenica scorsa ha battuto un Santa Croce in caduta libera negli ultimi turni, ma comunque in timida ripresa di fronte alla capolista 7 giorni fa. In classifica si parte con le contendenti distanziate di 3 punti a metà classifica, Mascalucia 26, Santa Croce 23, Etnei che provano a colpire a freddo. D'Arrigo innesca Strano che insiste, poi temporeggia per trovare l'indirizzo giusto, se ne va quasi dal fondo della corsia mancina, ci riesce a far filtrare questo pallone messo in mezzo, Finocchiaro non arriva per questione di dettagli
Ancora dal Rigo nasce questo pallone per Gabriele Cacciola. Salerno è ben piazzato tra i pali. Attenzione al Santa Croce, siamo al 15° esatto dal corner, duettano Floridia e Di Rosa. Di Rosa poi cerca di affondare in verticale, Anastasio lo ferma così, calcio di rigore Santa Croce. Rivediamo l'intervento, arbitro Comito di Messina segnala gli 11 metri, l'arbitro Comito di Messina segnala gli 11 metri. Proteste vane da parte del Mascalucia San Pio X, ammonito Cacciola, e attenzione a questo cartellino giallo da qui ai prossimi 25 di gioco. Ma intanto si presenta di fronte al Romano Floridia, che deposita la palla in buca con l'aiutino di una sponda del basso palo, e il Santa Croce è in vantaggio al quarto d'ora, 0-1 al Buonaiuto Somma. La reazione del Mascalucia, questa azione è ben orchestrata e rapida. Bonaccorsi però finisce in posizione irregolare. Dall'altra parte altro corner per il Santa Croce, stavolta da destra, ma questa volta non si passa dalle parti di Cacciola, che si esalta su Ferraù, eccellente nel liberare l'esterno sinistro di casa. Cacciola va in corsia, Bonaccorsi legge alla perfezione il contropiede, lo scatto, punta un avversario, se lo trascina sino al limite, decentrato, sferra il destro con la potenza opportuna e l'angolazione telecomandata. Lorenzo Bonaccorsi, 1-1 al minuto 28, è lui che va a piazzare il secondo centro in stagione. Il numero 7 biancorosso riporta i conti in equilibrio, libera lo sfogo Bonaccorsi sotto la tribuna. Bonaccorsi che sceglie anche il lifting nella sua esecuzione. Tutto bello ma per poco, c'è confusione dalle parti di Gallo e Scalia. Di Rosa ne approfitta e così riprende il dialogo con Floridia in una posizione davvero critica al limite dell'area di rigore. Si chiude il triangolo, Di Rosa fa 1-2 e di nuovo avanti il Santa Croce. Troppi spazi lasciati ai due giocolieri in maglia blu e alla Mascalucia San Pio X. Tocca rincorrere di nuovo. E così al 38 Scalia va lungo con le mani, Ravalli prova a spazzare senza risultati, ci riesce ma timidamente Giordanella. Il pallone finisce sul sinistro di Strano, che sceglie l'arcobaleno basso. Salerno toglie la palla dalla rete, grande occasione, sarà calcio d'angolo dopo una deviazione dei difensori avversari. Bonaccorsi e Cacciola allora sul pallone vicino alla bandierina. Attenzione a Cacciola, entra in contatto con Floridia, l'arbitro è lì e per Cacciola finisce qui la partita col secondo cartellino giallo al minuto 39. Episodio da giallo in area Santa Croce, giallo però è il colore del cartellino che Comito estrae dal taschino. Mascalucia San Pio X in 10 per oltre un tempo. Una tegola sui padroni di casa, la presunta simulazione condita da proteste. Gabriele Cacciola già ammonito e atteso dalla doccia anticipata. Gaspare Cacciola allora dalla panchina, subito al cambio a inizio ripresa, dentro Di Maggio, fuori Gallo. Siamo sempre in zona di centrocampo, 5 dall'inizio della ripresa. Strano alle impostazioni, sale Anastasio da dietro, Randis è straordinario nella prolunga, Anastasio ci arriva sull'uscita di Salerno che la smorza appena. Sfera che lentamente scorre verso la rete, il gol del 2-2, il pareggio del Mascalucia con Carlo Anastasio che sigla il primo gol in campionato. Sinora era andato a segno lo scorso settembre in Coppa e dall'amarezza di un fallo da penalty al 2 pari in questo pomeriggio del Buonaiuto Somma. 6 minuti della ripresa e allora i conti tornano nuovamente in equilibrio. Dall'altra parte il Cigno degli Iblei cerca, forte dell'uomo in più, il terzo vantaggio del sabato. Ravalli per Gravina, brividi per tutti. Allo scoccare dell'ora di gioco esce Finocchiaro, va dentro Cucuzza, il Santa Croce risponde con Aprile per Giordanella. Attenzione a un'altra minaccia che al minuto 17 consente a Sferrazza di sfiorare il gol. Ottimo Romano tra i pali. Spinge dalla sinistra la squadra di Lucenti che ha in Di Rosa la spina nel fianco, sembra fatta per il Santa Croce ma Mintè commette l'ingenuità di toccare per ultimo sulla linea ed è in offside, rete non valida. Si salva il Mascalucia che riparte così a testa bassa. Scalia con grande carattere incarica Bonaccorsi di spingere, la porge in mezzo, Randis non ci arriva. Occhio a Ravalli che propone questo assist per Mintè, ancora un salvataggio di Romano. Emozioni a non finire in questa sfida che vede un cambio al minuto 25, esce Randis, entra Belluso, mentre nel Santa Croce dentro battaglia fuori Mintè. Randis
Bonaccorsi, il passaggio di ritorno, Belluso lanciato in profondità, disorientato Sferrazza, Belluso se la allunga troppo, non è finita, il portiere fuori dai pali, Sferrazza il miracolo sulla linea. A Belluso stava riuscendo l'impresa come tutto il Mascalucia. 10 più tardi è la volta di Ranno che rileva Bonaccorsi nell'ultimo cambio di giornata. Siamo ai titoli di coda di uno dei 3 anticipi della terza di eccellenza girone B. Dalla laterale proprio Ranno sfodera questa acrobazia, alto di poco sopra la trasversale. Applausi per Antonio Ranno, e su questa azione finisce 2-2, il primo pari del 2020 per il Mascalucia San Pio X, che in 10 uomini impatta e conquista un punto da non buttare via. Sale a quota 27, domenica 26 gennaio trasferta a Enna per affrontare un avversario in pienissima zona retrocessione. Vittoria importantissima del Palazzolo, 2-0 fuori casa a Ragusa. Come tutti ben sanno, in settimana sono arrivate le stangate da parte del giudice, molti squalificati, compreso anche il mister del Palazzolo. Infatti a fine partita abbiamo intervistato l'allenatore in seconda, Vincenzo Porretto. Diciamo che il nostro obiettivo era di venire qui e cogliere i 3 punti, perché erano 2 partite che avevamo fatto 2 pareggi, dove secondo me potevamo raccogliere qualcosa in più. Diciamo oggi che secondo me oggi c'è stato un Palazzolo delle 2 volte. Il primo tempo siamo stati un pochino macchinosi, anche se abbiamo trovato il gol subito, soltanto che dopo ci siamo abbassati tanto e il nostro atteggiamento non è stato quello delle prime 5, 6, 7, le prime partite. Secondo tempo poi, dopo un attimino di sofferenza, poi sono stati fatti dei cambi dove sono risultati dei cambi secondo il mio punto di vista azzeccati, e avevamo la possibilità poi di poter chiudere la partita facendo anche dopo aver trovato il secondo gol, facendo anche il terzo gol. Però voglio fare un plauso a Ragusa, perché Ragusa è una squadra che ha cambiato molto in corsa, quindi capisco che per l'allenatore, così come gli ho detto a fine partita, non è facile lavorare nel giro di pochi mesi con 2 gruppi completamente diversi. Vittoria dunque importante del Palazzolo in prospettiva play-off, così come è stata importantissima la vittoria 3-0 con la Cicatena del Giarre, che continua a macinare punti su punti. Stiamo guardando l'ennesima goleada, a fare nelle spese appunto è stato la Cicatena, 3 gol importantissimi che permettono a questo punto al Giarre di diventare veramente la squadra più pericolosa in questo momento nella zona play-off. E parliamo adesso del Paternò, che ha pareggiato in casa con l'Enna, ma continua a rimanere indiscusso leader nel campionato di eccellenza per quanto riguarda questo girone B. Federica Zammataro ha per noi intervistato l'amministratore delegato Franco Di Perna. I ragazzi si sono impegnati, siamo riusciti a recuperare la partita e questo è anche un segnale molto positivo. Speriamo che serva anche da monitor per le prossime, per capire che non sarà tutta in discesa, ma che ci affronteranno ogni giorno, sempre ogni domenica, sempre con più determinazione gli avversari. Quindi speriamo bene, dai. Paternò che dovrà guardarsi alle sue spalle, c'è l'ascesa del Giarre, la convinzione dello Sport Club Palazzolo e la determinazione anche della città di Sant'Agata. Vedremo cosa succederà nei prossimi incontri, soprattutto quando arriverà il momento degli scontri diretti. E adesso il punto della situazione per quanto riguarda il campionato di eccellenza con Giampaolo Montineri. Ciao Ettore, ciao Penalty, ciao chi ci segue in TV e nel web. Giornata dedicata classicamente la domenica, il sabato al calcio dilettantistico nostro, quello della Sicilia, e
per quanto mi riguarda eccellenza. Il girone A e il girone B. Non sono successe tante cose, questo è un riflesso che c'è, è il classico mio telefono che comunque in alcuni momenti non ci si distacca completamente, però ripeto, non sono successe molte cose di quelle che fanno cronaca, no? Ci fanno un po' riflettere, perché nel girone A di eccellenza lassù pareggia l'Akragas in un 3-3 pirotecnico, il gol di Savasta, ex Ragusa fino a dicembre, fa muovere la San Cataldese, vince in casa 1-0 e propone una San Cataldese in salute moralmente e anche psicofisica per affrontare la finale di Coppa Italia che si gioca a Ravanusa il giorno del prossimo mercoledì contro il Giarra. Quindi automaticamente è anche un trofeo che lancia degli obiettivi magari un po' nascosti, invisibili, e perché no, una delle due potrà confrontarsi e portare avanti l'obiettivo di quel famoso sogno o quell'idea che poi si rafforza mano a mano di fare il salto di categoria tramite la vittoria del trofeo a livello nazionale, perché conta solo vincerlo, magari poi lo scandagliare, il ripescaggio e cose varie, però realmente la base ufficiale è poterlo vincere il trofeo, non solo quello regionale ma anche quello nazionale. E conta tanto, ma non succede molto per quanto riguarda la zona bassa della classifica. Pareggia l'Alcamo, ma ripeto, pochi movimenti per questo weekend, ognuno ha tirato la propria acqua al mulino suo, personale, quindi camminano le classifiche, camminano le domeniche. Ora sono nella fase di accorciare il conteggio, la strategia, le partite in casa, partite fuori, avversari, quindi staremo a vedere un po' quello che sarà, però su davanti, a parte l'Agras, hanno vinto le altre, quindi significa che il treno dei playoff, delle prime posizioni, va da sé e va da solo. Ora il Canicattì, fra le squadre che comunque il Petto Romano sta facendo alla grande, dovrà affrontare degli impegni difficili, però ripeto, cioè lì è che boia chi molla o boia chi non molla, insomma vedete voi quale potrebbe essere la giusta interpretazione, perché basta poco e magari un attimo ci si squilibria. E nel girone B di eccellenza anche non è che sia successo tanto, però è un po' diverso da questa domenica perché è passata, perché c'è il Pari del Paternò in casa in una forma di buccia di banana, un testacoda, e contro l'Enna un 1-1 che ha svegliato in un certo senso le inseguitrici, ma ha dato energia a un'Enna che è in lotta per le zone basse della classifica, soprattutto per le posizioni play out, quindi un'Enna che esce da Paternò in battuta è una grande energia per quello che sarà anche la prossima settimana, la prossima partita, proprio subito, non è che poi ci puoi pensare tanto. E chi insegue, chi sta giù, deve avere delle armi anche improprie per poter uscire indenni da una partita, da un campo come quello di Paternò, che è la squadra che guida il campionato dalla prima giornata ed è anche imbattuta, quindi è una squadra che non perde, pareggia ma non perde. La novità è che il Palazzolo vince lo scontro diretto in trasferta e lo vince a Ragusa contro la squadra di Alessandro Settinelli, e la squadra delle simpatiche canaglie, o come lui dice, la mia banda, ha costruito molto ma non ha assolutamente potuto concretizzare, non sono stati in grado, e allora lì una squadra cattiva, sorniona, fisica come quella del Palazzolo ha avuto la meglio. Un Palazzolo che si rilancia vincendo anche questo scontro diretto, è un Palazzolo che inizia a far vedere che è pronto anche, perché no, ad approfittare su quelli che sono gli errori degli altri. Vince Rosolini ancora in casa, vince Rosolini per 1-0 e ripeto, in alto si concentrano, sono tutti concentrati in un fazzoletto, perché Sant'Agata ha vita facile con la Trio Catania, quindi adesso è mo che si fa, d'ora in poi niente. Si continua a giocare, si continua a lottare e si continua a lottare anche sotto, perché per assurdo quello che ci ha guadagnato in questo turno è proprio l'FC Gela non giocando, perché le sue 3 avversarie della retrocessione soltanto una ha pareggiato e le altre hanno perso. Non c'è molto da raccontare, non ci sono stati casi eclatanti, in questo momento è tarda notte della domenica quando sto registrando, quindi automaticamente nulla è lasciato il caso. In settimana, ripeto, c'è la finale di Coppa Italia a Ravanusa. Succederà qualcosa in settimana? Non lo sappiamo, aspettiamo. Tanto la palla rotola anche in silenzio. Ciao!
Grazie Giampaolo, con te ci rivedremo chiaramente la prossima settimana. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, non cambiate canale perché dopo rientreremo in studio per conoscere i risultati, le classifiche e anche le immagini dei 4 gironi del campionato di promozione. Bring the action. Bring the action. Rientrati in studio, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, siamo in onda il lunedì sera, poi in replica anche il martedì alle 23:30, disponibili se volete rivederci anche sulla pagina Facebook Penalty. Parliamo del campionato di promozione ed iniziamo subito con il girone A. Terza giornata di ritorno, ecco subito i risultati del campionato di promozione girone A. Villabate batte Città di Casteldaccia 3-0, Empedoclina Lascari 1-0, Casteldaccia Casteltermini 0-0, Partinico Audace Gattopardo 0-0, Mazzarese.2 batte Città di San Vito Lo Capo 2-1, Unitas Sciacca batte Bagheria 2-0, Albatros Vercara 4, Camarat 0 ed infine a Caltanissetta la Folgore 2-0 nei confronti della Nissa. Guardiamo la classifica dove continua l'ascesa imperterrita da parte dello Sciacca. Sciacca in testa con 44 punti, 38 per il Casteltermini, 37 per la Folgore, 36 Bazzara.2, 32 Empedoclina, 31 punti per Albatros Lercara, 27 il Casteldaccia, 24 Lascari, 21 Città di San Vito Lo Capo, 20 punti per la Nissa, 19 Partinica Audace Bagheria, 15 Camarat e Città di Casteldaccia, 11 punti per il Villabate, chiude la classifica il Gattopardo con 8 punti. Unitas Sciacca che si è confermata assoluta leader in questo girone A del campionato di promozione, neopromossa con tutte le carte in regola per il grande salto verso l'eccellenza. Ha vinto in casa 2-0 contro il Bagheria. 18ª giornata del girone A del campionato di promozione favorevole all'Unitas Sciacca che ha battuto al Gurrera il Bagheria Città delle Ville per 2-0 e che ha allungato ulteriormente in classifica. Sono adesso 6 i punti di vantaggio che i neroverdi hanno nei confronti del Casteltermini, secondo, che ieri non è andato oltre lo 0-0 a Casteldaccia. Negli ultimi 2 turni i seccensi sono passati da +1 in classifica a +6, dando forse una spallata decisiva alle sorti del torneo. La partita di ieri contro il Bagheria ha certificato la supremazia dello Sciacca. Le reti, che vi mostriamo grazie alle riprese del nostro operatore Michele Torrente, sono state siglate una per tempo. In avvio di incontro, dopo 3 minuti, il gol di Vaccaro, che ha messo la sfida subito in discesa. La seconda rete, invece, è arrivata in chiusura di partita, all'85esimo, grazie al calcio di rigore siglato dal bomber Galluzzo. In mezzo tanto agonismo, con la squadra ospite che si è concentrata soprattutto nella fase difensiva e nel chiudere tutti i varchi, atteggiamento che non è cambiato nonostante la rete presa dopo pochi minuti. Poche le occasioni da rete, ma al tempo stesso vittoria meritata, con i padroni di casa che non hanno quasi mai rischiato. Buona la cornice di pubblico offerta dal Gurrera, con gli ultras pronti ad incitare la squadra per tutti i 90 minuti. E domenica prossima il calendario offre subito lo scontro diretto tra Casteltermini e Unitas Sciacca, big match che potrebbe incidere in modo significativo sul proseguo della stagione di entrambe le squadre. Neroverdi all'11ª vittoria consecutiva.
Vedremo cosa succederà adesso nelle prossime partite. Adesso il distacco è considerevole, 38 punti il Casteltermini, pensate 44 l'Unitas Sciacca. Parliamo adesso del girone B del campionato di promozione. Questi i risultati della terza giornata di ritorno: Acquadolcese Sant'Angiolese 3-3, Stefanese Calcio Berì 1-0, Castelluccese Torrenovese 4-0, Igea 1946 batte la Nuova Rinascita 4-0, vittoria del Pro Falcone 2-1 con il Sinagra Calcio, Gangi batte Acquedolci 1-0, Gioiosa batte Rocca di Caprilione 3-1, pareggio tra Super Giovane Castelbuono e Due Torri. In classifica abbiamo l'Igea 1946 che raggiunge l'Acquedolci in testa, 34 Sant'Angiolese, 29 il Gangi, 27 Acquadolcese, 26 punti per Gioiosa, Sinagra Calcio, Rocca di Caprileone, 25 Due Torri, 24 Castelluccese, 20 Pro Falcone, 19 Nuova Rinascita, 16 punti per Super Giovane Castelbuono, chiudono la classifica Torrenovese, Stefanese e Merì con 13 punti. Punti importanti quelli conquistati dalla squadra di Barcellona, un 4-0 che permette alla squadra messinese di raggiungere la prima posizione. Appannaggio anche di un Acquedolci che comunque purtroppo perde in casa del Gangi per 1-0. Una sfida che mette di fronte due squadre costruite per raggiungere traguardi importanti, 90 minuti ad alta tensione nei quali la conquista dei 3 punti potrebbe significare per una avvicinarsi al terzo posto in classifica, mentre per l'altra confermarsi sul gradino più alto del podio e soprattutto mantenere l'imbattibilità in campionato. Dallo stadio comunale Francesco Raimondi, Gangi Acquedolci per la 18ª giornata, la terza di ritorno del campionato di promozione Girone B. Squadre già schierate in campo, fischietto alla bocca per il signor Spedale, quindi tutto pronto, partiti proprio in questo istante e il primo pallone giocato è dei padroni di casa. Area affollatissima quella dell'Acquedolci, intanto il fischio del signor Spedale, parte Sami direttamente verso lo specchio della porta, il vantaggio immediato del Gangi, si sblocca il risultato e dunque Gangi in vantaggio con Sami che direttamente sul calcio di punizione è riuscito a battere il portiere Caserta. Settimo centro in campionato per Sami Elmarovic. Settimo centro in campionato per il 10 bianco-rosso-giallo. Intanto c'è la verticalizzazione subito per Fiore che in area di rigore col sinistro svirgola il numero 11. Cerca il fondo il numero 6, rientra ancora sul mancino, poi col destro la mette al centro. Allontana Maniscalchi, Occhiuto, poi Sami. Alla fine Tinnirello nel traffico prova la conclusione col destro. C'è la parata del portiere Fagone. Patti. Sul fondo, pallone messo in area, Sami col sinistro, svirgola completamente, ha avuto sul mancino la possibilità di concludere ancora a rete il numero 10. Il lancio di Collura per Tindaro Calabrese che in posizione regolare, spalle alla porta il numero 9, prova ad andare sul destro, poi cerca il fondo, il pallone al centro per la conclusione di Truglio che sbaglia da 2 passi il pallone del pareggio. Incredibile occasione sciupata al minuto 17 dall'Acquedolci, davvero vicinissima all'1-1 la formazione di Pippo Perticucci con l'ottimo lavoro di Tindaro Calabrese che dal fondo aveva messo un pallone al bacio per Alessandro Truglio. Il lancio profondo per Crasci che la mette al centro, la conclusione di Ferro che liscia e poi Calabrese non trova ancora una volta lo specchio della porta. Intanto c'è un cambio per l'Acquedolci, non ce la fa Alessandro Truglio, un problema alla spalla per il numero 8 e quindi con la maglia numero 10 fa il suo ingresso in campo Rosario Iuculano. Riparte l'Acquedolci con Rosario Iuculano, ha visto la partenza di Occhiuto, pallone invece per Tindaro Calabrese, 3 contro 2, adesso arriva in aiuto proprio Charlie Venuti, ancora Calabrese, il destro a giro. Pallone alto sopra la traversa al 22esimo. Crasci. Subito il lancio per Tindaro Calabrese. C'è in zona arena un rimpallo, favorisce Calabrese. Ancora in area di rigore il centravanti dell'Acquedolci. La mette al centro. Palla che rimane lì. Iuculano col destro. Di poco alta sopra la traversa la botta del 10 bianco-verde. Alla mezz'ora di gioco praticamente. Pallone tagliato, allontanato ancora una volta dalla difesa del Gangi, ma Acquedolci che rimane lì. In questo finale di primo tempo il solito Zingales, il suo traversone per Frisenda, la conclusione col destro, la grande parata di Fagone che mette in calcio d'angolo, colpo di Reni dell'estremo difensore del Gangi.
al minuto 46. Salva il risultato il portierone della formazione locale sulla conclusione a pallonetto da parte di Frisenda. La sventagliata di Carlo Aiello per innescare sulla destra. Iuculano mette giù il numero 10, punta l'avversario, ancora Iuculano si accentra, prova a caricare il sinistro, parte la conclusione, pallone di un soffio al lato al minuto 52. Ancora il numero 11 all'indietro per Charlie Venuti, vuole palla Sami, lo accontenta Venuti. Allora Sami dentro il servizio per Patti che prova a liberare il destro nel traffico, apre per Labua che è in posizione regolare, la conclusione di Labua, pallone di poco al lato al minuto 60. Carrello prova a puntare due avversari, Ninni Carrello se la porta sul destro, la conclusione, tentativo finito alto sopra la traversa, numero 3. Il suo lancio ottimale per Occhiuto che cerca subito Calabrese, palla che arriva invece dalle parti di Iuculano ma viene fermato molto bene dal difensore di casa. Ancora Iuculano però insiste, fa fuori due avversari, poi il servizio al centro, non trova nessuno, tutto pronto, il fischio del direttore di gara, parte Iuculano, il sinistro, pallone che finisce sulla barriera, chiedevano anche un tocco con la mano, poi Sami prova a prendere posizione, mette giù un pallone non facile, ma glielo porta via Zingales, allora attacca l'Acquedolci con Calabrese che si accentra, Calabrese carica il destro, la conclusione, la grande parata in tuffo del portiere Fagone che si accartoccia, poi il pallone per Ninni Carrello, rientra sul destro, il cross per Tindaro Calabrese che è solo la conclusione, la respinta del portiere Fagone in collaborazione probabilmente con il suo difensore al minuto 81. Ancora Acquedolci davvero ad un passo dalla rete del pareggio con Tindaro Calabrese, corner già battuto, il pallone per Zingales, la botta, la grande parata di Fagone, era stato un sinistro al volo del numero 6 ma la super parata di Fagone tiene ancora a galla il Gangi, concede corner, sarà il nono tiro dalla bandierina per l'Acquedolci, il pallone tagliato, il colpo di testa da parte di Aiello che sfiora di poco l'incrocio dei pali. Moio attaccato da un avversario, ancora Moio cerca Aiello a fondo, entra in area di rigore, il servizio all'indietro per Di Maio che carica il destro, la conclusione, la parata del portiere Caserte e poi allontana Di Pietro. Tanto il lancio per Rosario Iuculano che è in area di rigore, prova ad andare sul mancino Iuculano, carica il tiro, la conclusione, la parata a terra di Fagone che si accartoccia e fa sua la sfera. Pallone intercettato dalla Bua che apre per Moio, subito attaccato alle spalle da Mattia Collura e poi Di Pietro, il lancio in verticale per Aiello, Aiello la conclusione col mancino, la palla che arriva a Calabrese, il colpo di testa, palla alta sopra la traversa al 95esimo. Palla che arriva, il colpo di testa ad allontanare, fischietto alla bocca, non c'è più tempo, il Gangi batte l'Acquedolci per una rete a 0, ha deciso il gol al 7° del primo tempo di Savio Elmarovi su calcio di punizione ed è la prima sconfitta in campionato per l'Acquedolci, come detto che dopo 18 giornate cade per la prima volta nella trasferta del Raimondi e quindi con questo successo il Gangi sale in classifica a quota 29 punti mentre l'Acquedolci rimane a quota 43 ma viene agganciata al primo posto dall'Igea. Sarà probabilmente un gioco a due, ovvero Acquedolci e Igea 1946, attendendo chiaramente anche e soprattutto lo scontro diretto. Adesso parliamo del girone C. Girone C contrassegnato dal dominio assoluto dell'Aci Sant'Antonio. Guardiamo i risultati di questa terza giornata di ritorno. Città di Calatabbiano Milazzo 0-0, Sporting Taormina batte Messana 4-0, Ionica batte Real Aci 1-0, Aci Sant'Antonio Valdinisi 3-1, pareggio tra Città di Mister Bianco e Atletico Messina, vittoria fuori casa del Botta Palagonia per 2-0, vittoria della Gesca alla Via Grande per 1-0, così come importante vittoria fuori casa del Ciclope Bronte a Catania contro il Villaggio Sant'Agata per 3-1. Come ho già detto proprio in apertura di questo girone, questo Aci Sant'Antonio è veramente fortissimo, imbattibile, continua ad essere tra l'altro una delle pochissime squadre a livello dilettantistico a non avere perso ancora neanche una partita.
La troviamo in testa con 48 punti, 37 la Ionica, 36 il Milazzo, 34 l'FC Botta, con 32 Sporting Taormina, Atletico Messina, 25 Città di Calatabbiano, 22 Sporting Viagrande, 20 il Palagonia, 19 Real Aci e Ciclope Bronte, 16 punti per Gescal e Valdinisi, con 14 il Città di Mister Bianco, con 13 il Messana e chiude la classifica all'ultimo posto con 10 punti il Villaggio Sant'Agata. Iniziamo subito chiaramente dall'Aci Sant'Antonio, netta vittoria 3-1 contro il Valdinisi. 18° turno del campionato di promozione siciliana per il girone C al comunale di via Don Luigi Sturzo. Andava in scena il più classico dei testacoda tra la capolista Aci Sant'Antonio, reduce dall'ennesima vittoria allo stadio Valerio Bacigalupo sullo Sporting Taormina per 2-0, pari a reti bianche invece sul campo del fanalino di coda Villaggio Sant'Agata per la compagine dell'ormai ex tecnico Parisi, rimpiazzato in settimana da Nello Miano. A dirigere l'incontro il signor Marco Lapaglia di Enna, suoi assistenti Marco Ricco Bene e Francesco Conti della medesima sezione. Passiamo dunque a raccontarvi il film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica. Solito check prepartita da parte della terna arbitrale e si può partire. Valdinisi che gestirà il primo possesso, passeranno 5 giri di orologio però per portarsi in vantaggio per la compagine acese. Infatti l'assist parabolico di Sant'Angelo per Giuffrida che di prima intenzione manda in porta Aleo carica il destro e batte Simoni. Dopo 5 minuti l'Aci Sant'Antonio è già in vantaggio, la firma di Daniel Aleo. Prova a reagire allora la Valdinisi al 19esimo, la punizione di Romeo che imbecca riposo, si incarta sul pallone il difensore goleador di Mister Miano. Una buona Valdinisi però in avvio, qui infatti l'apertura di Gaeta per Principato che di prima intenzione lascia sprintare Roberto Brigandì sull'out mancino. L'ex Meri mette dentro il pallone, non arriva però proprio a Principato a chiudere il triangolo. Alla mezz'ora però matura il pari della compagine ospite, la punizione di Romeo che mette la sfera in the box. Si avventa Gaeta con questa torsione beffarda, inganna Gurisano e fa 1-1 per la Valdinisi. Si ferma a 8 partite di fila l'imbattibilità da parte di Alessio Gurisano, perché è arrivata alla mezz'ora la firma di Giovanni Gaeta. Prova a reagire allora l'Aci Sant'Antonio 3 minuti più tardi con la punizione di Sinatra, smanacciata in angolo però coi guantoni da Simoni. Minuto 39, rimessa al laterale, battuta lunga da Cannella che serve Sinatra, ci prova direttamente la posizione proibitiva il numero 7 di Mister Torrisi che non riesce però a inquadrare lo specchio della porta. Ultima occasione della prima frazione di gioco con l'apertura di Romeo per Cannella da un lato all'altro, lo stesso Cannella che appoggia per Aleo, l'autore del gol del vantaggio, non riesce però in questo caso a inquadrare lo specchio della porta difesa da Simoni. Segue solo il duplice fischio e il direttore di gara, squadre che guadagnano negli spogliatoi sul parziale di 1-1. L'iniziale vantaggio di Daniel Aleo risposto alla mezz'ora Giovanni Gaeta. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa con l'Aci Sant'Antonio che partirà subito fortissimo. Infatti la rimessa battuta da Cannella per Sinatra che prova a prendere il fondo, ci riesce Sinatra eludendo l'intervento di un avversario, mette uno splendido cross per Aleo, la sua incornata si infrange però sulla trasversale della porta di Simoni. Praticamente imparabile da pochi passi il tentativo dell'ex Giarre. Al 53esimo la palla però illuminante di Sinatra per Borzi che scarta Simoni. Orazio Borzi, la porta era sguarnita e ha colpito ancora il numero 11 biancazzurro, riporta in vantaggio l'Aci Sant'Antonio sull'asse Sinatra Borzi. Sono passati di nuovo avanti i biancazzurri che potrebbero chiudere la sfida con Aleo che allarga la sfera per Sinatra, mette dentro per Borzi, tutto solo in cespica però sciupando una clamorosa occasione. Minuto 67, punizione di Giuffrida che mette dentro la sfera col mancino. Laudani si avvita sulla sfera e fa 3-1 anche la firma di Laudani su questo incontro. A gettare acqua sul timido focolaio della Valdinisi può avere allora inizio girandola di gambi per mister Alfio Torrisi. Entra infatti Di Stefano per Sinatra al minuto 68, 4 minuti più tardi è tempo anche per Panassidi, staffetta per lui con Orazio Borzi, autore del 2-1, scampoli di gara anche per Danilo Gurisano che va invece a rilevare sui 6.000 metri quadrati del comunale di via Don Luigi Sturzo Daniel Aleo. Si chiude la sfida ancora con un'azione personale di Giuffrida che fa praticamente quello che vuole in area di rigore, prova a concludere con questo mancino ma Simoni è attento, sarà questa l'ultima emozione di questa sfida. Infatti triplice fischio del direttore di gara, vittoria l'ennesima per l'Aci Sant'Antonio che ha la meglio per 3-1 della Valdinisi grazie alle marcature di Aleo, Borzi e Laudani. Solo per i tabellini la marcatura del parziale 1-1 da parte di Giovanni Gaeta, 11 punti di vantaggio per la compagine di mister Alfio Torrisi sulla seconda piazza occupata ora dalla Ionica.
Netta vittoria dell'ACI Sant'Antonio 3-1 nei confronti del Valdinisi. La squadra di Torrisi è veramente un rullo compressore. Proseguiamo al secondo posto. Questa settimana abbiamo la Ionica che vince in casa contro il Real ACI per 1-0. 18° turno in campionato di promozione siciliano, una Ionica che nell'ultimo turno si è rivelata corsara al Marco Salmeri di Milazzo nel big match della 17ª giornata, vittoria che ha rilanciato le ambizioni di alta classifica e la formazione di mister Costantino, squalificato quest'oggi 3-4-1-2, questo l'abito scelto dal tecnico salernitano per vestire la propria Ionica, con Gugliotta che torna a difendere i pali, trittico difensivo composto da Rasimenko, Sanfilippo e Lucero, con Gagliardo è trovato ad agire sui binari laterali Cardia e Ninkovic in cabina di regia, con Scotti ad assistere il tandem offensivo composto dalla Forgia e Saglimbeni, direzione di gara affidata al signor Alessio Lazzara e la sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, sui assistenti Salvatore Rubino di Catania e Salvatore Totaro di Messina. Possiamo dunque passare a raccontarvi del film di questa sfida grazie alle immagini e al montaggio a cura di Francesco Morabito. Ionica subita pericoloso in avanti all'8° di gioco, si presenta sul punto di battuta lo specialista Jan Ninkovic che da posizione defilata colpisce la trasversale, forse ha anche toccato l'estremo difensore Acese Spina. 2 minuti più tardi Cardia gioca velocemente il pallone per Ninkovic che quest'oggi ha il piede piuttosto caldo, ci prova il fantasista Albi Celeste senza riuscire a centrare lo specchio della porta difesa da Spina. Al 13° la rimessa in cornata di Cardia e colpisce bene, ma la deviazione di Benimegna mette la sfera in corner. Al 16° angolo di Ninkovic Cardia di testa la gira perfettamente, ma la sfera clamorosamente colpisce per ben 2 volte la trasversale della porta difesa da Spina. Al 21° lo stesso Cardia con questa sventagliata parabolica riesce a servire Lucero, il quale fa da sponda, resta lì il pallone, prova allora ad avventarvisi Scotti, poi la Forgia che non riesce però a ribadire da pochi metri. Scorriamo fino al 40° di gioco, dopo una ventina di minuti infatti Lucero dalla distanza cerca di svegliare la squadra, ma la palla sorvola la trasversale. Si chiude il primo tempo con la prima occasione di marca Acese. Finocchiaro infatti al 45° sullo scadere la prima frazione di gioco impegna Gugliotta, inoperoso sin qui riesce a metterci i guantoni. Termina così la prima frazione di gioco sul duplice fischio e il direttore di gara, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 0-0. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa, una Ionica anche sfortunata in questa prima frazione di gioco con 3 legni già colpiti, quello in apertura di Jan Ninkovic e la clamorosa doppia traversa di Ciccio Cardia. Passano 10 minuti al rientro in campo delle due formazioni e ci penserà allora Jan Ninkovic con questo arcobaleno da calcio di punizione che va a spegnersi sotto il 7 della porta difesa da Spina. Ancora una prodezza balistica del fantasista argentino a portare in vantaggio la compagine Santa Teresina, che 2 minuti più tardi si rende pericolosa con Saglimbeni che mette al centro dove c'è Scotti, il quale al volo non riesce però a inquadrare la porta. Inizia la girandola di cambio al minuto 65 con Alessio Savoca che rileva Saglimbeni sui 6.000 metri quadrati e il Valerio Bacigalupo. Al 70° si fanno vedere in avanti gli acesi, sponda di Finocchiaro per Raciti che calcia però malamente col mancino, facile preda infatti di Gugliotta. Il suo tentativo al 78° esce trovato al suo posto Longo in campo. 80° Scotti porta palla in campo aperto, il contropiede della Ionica riesce a servire Alessio Savo che da posizione decentrata prova ad aprire il compasso, risulta essere però piuttosto centrale il suo tentativo, facile preda di Spina. Al minuto 82 entra in campo Filippo Marchiafava in luogo di Corrado La Forgia, l'autore del gol del vantaggio al Marco Salmeri di Milazzo. All'87° esce Scotti, al suo posto Interdonato. Sul finire di gara però proprio Interdonato subisce fallo da Benivegna, già ammonito, espulso dal direttore di gara. Real ACI che terminerà questa sfida in 10-11, l'ultima occasione però ancora una volta di marca Santa Teresina. Sul finire di gara anche l'occasione di Filippo Marchiafava dal limite, un po' smorzato il suo tentativo mancino. Termina così allo stadio Valerio Bacigalupo, triplice fischio, la Ionica alla meglio del Real ACI grazie alla rete, e che rete di Jan Ninkovic e balza al secondo posto in classifica, sfruttando infatti lo stop del Milazzo che frena per 0-0 a Calabiano. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Vittoria importante che permette alla squadra ionica di raggiungere solitaria la seconda posizione, però è anche vero che c'è molta bagarre per quanto riguarda i play-off. Su tutti indubbiamente sottolineiamo l'Atletico Messina, l'FC Motta e lo Sporting Taormina. A proposito dell'Atletico Messina ci guardiamo il servizio realizzato a Mister Bianco, dove la squadra messinese ha pareggiato 0-0 proprio contro il Città di Mister Bianco.
Comunale di San Gregorio, 18° turno del campionato di promozione siciliana per il girone C. L'Atletico Messina rendeva visita al progetto Città di Mister Bianco, reduce dal pari a reti bianche sul campo del Ciclope Bronte nell'ultimo turno. È stata invece una vittoria senza fatica per gli uomini di Santino Bellinvia, che hanno avuto la meglio del Palagonia, presentatosi in appena 7 unità al Garde Sport di Mini Marina. Fischietto di questa gara il signor Gabriele Marino e la sezione di Siracusa, coadiuvato da Luigi Federico Barbagallo e Massimo Falzone, entrambi nella sezione di Acireale. Total black per l'Atletico Messina, risponde invece in completo rosso con calzoncini bianchi il progetto Città di Mister Bianco. Passiamo dunque a raccontarvi del film di questa sfida grazie alle immagini e al montaggio a cura di Mirko Giacopello. Biancazzurri a gestire il primo possesso e a rendersi pericolosi in avanti al quarto d'ora, con Pasquale Princi che si libera bene sull'auto mancino, orienta sul piede prediletto, quello destro, serve dentro per Bonanno, il quale fa da torre per campo, il quale prova a indirizzare la sfera verso la porta di Ravasco senza successo. Reazione al 22° del progetto Città di Mister Bianco, la punizione battuta da Aragonese sul secondo palo, dove trova Sparta che di testa mette in mezzo per Tosto, in quale calcia mandando fuori. Un minuto più tardi Princi, questa volta dall'auto destro, mette dentro il pallone sul quale prova ad avventarvisi De Marco, poi la palla orbita dalle parti di Franco Gargiulo, la parata di Ravasco ma a gioco fermo per un plausibile fallo di De Marco su un avversario. Al 33° la punizione di Antonio Sinito che sorvola di poco la trasversale. 5 minuti più tardi la sventagliata invece di Tonino Mento che va a innescare la velocità di De Marco, il quale sprinta sul binario mancino, penetra in area di rigore ma si perde sul più bello, favorendo il ripiegamento difensivo della retroguardia etnea. Termina così la prima frazione di gioco, squadre alla pausa sul parziale di reti bianche. Sicuramente un primo tempo che non passerà alla storia per spettacolarità. Passiamo allora con le nostre immagini invece a raccontarvi del film della ripresa. Al 52° la rimessa laterale dalla sinistra riesce a innescare Pasquale Princi, molto attivo quest'oggi, come al solito danza sulla linea di fondo. Il numero 10 atletista mette dentro il pallone sul quale si avventa De Marco, non riuscendo però a imprimere forza al proprio tentativo di testo. Inizia la girandola di gambi per Mister Bellinvia, al 58° getta nella mischia Riccardo Libro in luogo di De Marco. Al 61° la punizione di Mariano Russo che prova a sorprendere il portiere Maravasco, recupera in fretta la posizione bloccando la sfera. Al 66° angolo di campo insidioso ma sulla traiettoria svetta Sparta dal corner che ne consegue, palla messa dentro sempre da campo per Mento, la palla carambola fuori dove prova ad avventarsi Princi, cerca la soluzione alla Teo Hernandez, il mancino però del numero 10 atletista non è fortunato come quello del terzino goleador rossonero. Timida reazione del Mister Bianco un minuto più tardi con Sinito che mette dentro per Mongelli, il quale calcia debolmente, ancora cambia al 67° e il tempo di Franco Lacorte che prende il posto di Gargiulo. Al 68° apertura di Mento proprio per il neoentrato Lacorte, il quale prova ad avventarsi con foga, con cattiveria agonistica su questa sfera. 76° cross dentro di Pantano, la difesa allontana sui piedi di Russo in costante proiezione offensiva, ci prova l'ex Sant'Agata senza riuscire a centrare però il bersaglio grosso. L'ultimo cambio con Samuel Portovenero al minuto 77 al posto di Fabio Campo. Non ha il tempo però di mettersi in mostra perché segue solo il triplice fischio del direttore di gara. Ionica, Milazzo, FC Motta, Sporting Taormina e Atletico Messina. Saranno queste le squadre che si battaglieranno per i 4 posti dei play-off. Adesso ci fermiamo perché dobbiamo concludere il campionato di promozione dando lettura dei tabellini del girone D. Anche qui siamo alla terza giornata di ritorno, questi risultati: Floridia Ispica 2-1, Megaragusta 2, Sporting Eubea 0, Caltagirone batte San Paolo Priolo 3-0, Siracusa batte Don Bosco 8-0, Armenina batte Palazzolo 1-0, Atletico Scicli RG 0-0, Città di Comiso Frigentini 5-1, Modica Calcio batte Leonfortese 4-0. Megara Augusta che con questa vittoria netta nei confronti dello Sporting Eubea ritorna ad essere solitaria al primo posto in questo girone D del campionato di promozione. Guardiamo la classifica: Megara Augusta 39, 37 per il Siracusa, 36 Pozzallo, 35 Caltagirone, 28 Modica Calcio, 27 Città di Comiso e Floridia, 26 Virtus Ispica, 24 Sporting Eubea, 21 Frigentini, 19 punti per l'Atletico Scicli, 18 per Leonfortese, RG e Arberina, 13 punti Don Bosco 2000. Chiude la classifica all'ultimo posto con 7 punti Don Bosco 2000.
Classifica abbastanza chiara, almeno per questa settimana, il ritorno al primo posto del Megara Augusta, che ha tutte le carte in regola per aspirare a vincerlo questo girone, anche se le altre sicuramente non molleranno facilmente, e ci metterei soprattutto in questo novero di squadre che non vogliono assolutamente mollare il Siracusa e anche il Pozzallo, che purtroppo questa settimana perde ad Armerina. Ci fermiamo perché adesso è arrivato il momento di dare la linea alla pubblicità, rientreremo dopo con una panoramica legata ai campionati di prima categoria e un servizio importante di management sportivo. Bring the action. Bring the action. Amici sportivi di Penalty, rientrati in studio, siete con la trasmissione che parla di calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria, tutti i lunedì sera alle 22 con la replica il martedì alle 23:30 e poi anche la possibilità di rivedere questa puntata, come del resto anche tutte le altre, nella pagina Facebook Penalty. Vogliamo parlare di management sportivo e lo facciamo con questo servizio realizzato a Roma, dove abbiamo avuto modo di conoscere un'azienda molto importante, la RIA Management. RIA è un'associazione sportiva dilettantistica che nasce ormai 7 anni fa da un'idea mia, di mio cugino che fa l'avvocato e di altri 2 appassionati di calcio. Volevamo cercare di costruire qualcosa insieme che toccasse più punti, diciamo il maggior numero di aree possibili all'interno appunto di questo sport, quindi dall'area legale che potesse tutelare interessi e studiare anche, approfondire tutte quelle che sono le tematiche normative di questo mondo in continua evoluzione, fino a quella tecnica, quindi con non soltanto la gestione di società sportive, dilettantistiche e non, ma anche capire ed essere all'interno di strutture, perché quello che noi volevamo veramente era ed è tuttora cercare di stare dentro i percorsi e tutto ciò che si muove all'interno del mondo calcio. Quindi RIA Management è un qualcosa di fluido, è un'associazione fluida che vive al suo interno con tutti i suoi professionisti, con tutte le sue figure di riferimento, con i suoi collaboratori nel panorama nazionale ed internazionale. Nasciamo come associazione sportiva dilettantistica, entriamo come a Roma con la gestione del settore giovanile del Tor Sapienza ormai 6 anni fa, e da lì c'è stata chiaramente una grandissima evoluzione, perché per 4 anni RIA è stata partner fondante, centrale di quella che è stata la Carpi Football Academy, quindi comunque un'academy, un settore affiliazioni, la terza per numero di affiliati in Italia per ben 2 dei suoi 4 anni di esistenza. L'anno per esempio del Carpi in Serie A abbiamo avuto più di 70 società affiliate e molti dei collaboratori della Carpi Football Academy sono stati poi associati a RIA Management o addirittura ne sono stati soci fondatori, quindi qualcosa di dinamico, il meno burocratico possibile, perché a noi piace parlare di calcio, lo facciamo chiaramente nella maniera più completa e professionale possibile, perché cerchiamo veramente di dare ai nostri associati e anche tra di noi, perché poi lo scambio e la collaborazione tra
tra noi cerchiamo di farla, di renderla la più sincera, la più snella possibile, perché il nostro motto appunto è: l'unico modo di fare bene il calcio è quello di rispettarlo. La nostra attività è in continua evoluzione, i nostri collaboratori si sono impegnati nell'organizzare anche dei corsi di formazione, ad esempio ne abbiamo fatto uno a Pisa circa un anno fa, un corso di formazione specifico sullo scouting, quindi per chi è interessato ad entrare nel mondo dell'osservazione dei calciatori, della valutazione del talento. Abbiamo costruito un'importantissima partnership, ancora e tuttora in auge, con l'Università del Calcio Football Master, un master molto di altissimo livello, gestito e diretto da Maurizio Catalani, autore Rai e regista importantissimo, e sotto la direzione artistica di Mario Sconcerti, con figure di altissimo profilo sotto tutti i punti di vista del mondo del calcio, dalla medicina dello sport agli allenatori, alle normative, ai direttori sportivi, a chi si occupa di scouting e di marketing. Questa partnership ci sta dando delle grandissime soddisfazioni, perché insieme all'Università del Calcio abbiamo costruito e istituito appunto l'Academy. La nostra Academy, che si chiama appunto International Academy RIA Università del Calcio, ha dato seguito a quello che è stato il nostro percorso, il nostro lavoro del quadriennio con il Carpi FC, perché io in particolare, come presidente dell'Academy e di RIA, e con i collaboratori più stretti che hanno avuto il piacere di proseguire con me questo lavoro, questa Academy ci ha dato la possibilità di continuare a conoscere la realtà dei settori giovanili italiani e non. Abbiamo 18 società a noi associate, con le quali sviluppiamo lavori di formazione tecnica, di osservazione del talento, organizziamo eventi con società professionistiche di Serie A, non da ultima Lazio e Fiorentina quest'anno ad esempio, quindi organizzeremo degli stage, organizzeremo dei raduni, e su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia fino al nord Italia, abbiamo la possibilità di essere presenti e protagonisti insieme alle nostre società associate, con tutti i servizi che noi vogliamo dare loro e con tutti i benefici di carattere comunicativo che loro danno a noi, facendo conoscere il nostro marchio e il nostro logo. www.soccer.internationalacademy.it è il nostro riferimento web come sito, un sito bellissimo, quindi lo pubblicizziamo appena possibile, e chiaramente il nostro obiettivo è quello di essere sempre più presenti su tutto il territorio. Oltre questo abbiamo avuto la possibilità di aprire una grandissima collaborazione con l'Asia, con il continente asiatico, in particolare con lo stato dell'Uzbekistan, dove io stesso sono stato un mese tra ottobre e novembre, un'esperienza meravigliosa che ha consentito alla nostra Academy di vedere tanto di quello che c'è nel calcio giovanile in questo stato così lontano, con una cultura così diversa dalla nostra, ma che sostanzialmente ci ha confermato semplicemente che alla fine il calcio è un qualcosa che unisce tutti sotto un'unica gigantesca bandiera, che è quella dello sport. È un territorio che ci ha dato tantissime soddisfazioni in questi anni, prima con la Carpi Academy, appunto, di cui RIA è stata partner centrale, e oggi con l'International Academy. Abbiamo una società associata che è la San Pio X nella provincia di Catania, società che già ha avuto una visita di formazione da parte del nostro formatore, il mister Damiano Calabrese, ex calciatore professionista, allenatore UFB, che è stato in loco a presentare il nostro progetto formativo, il nostro progetto di metodologia,
un grande successo, devo essere sincero e sono molto contento di questo, ma in generale la Sicilia è stata ed è una terra di grande spessore a livello soprattutto di curiosità, un territorio che ci ha sempre chiesto molto da un punto di vista soprattutto della formazione e dello scouting, ha partecipato nonostante la grande distanza che c'è appunto tra la Sicilia e ad esempio Roma, come piuttosto Carpi negli anni dell'Academy, ma ha sempre risposto presente perché appunto denota questa curiosità incredibile, questa voglia di approfondire, di aggiornarsi. I loro tecnici sono sempre stati presenti anche in numeri esigui, ma comunque hanno sempre davvero centrato il bersaglio che noi stiamo cercando di far inquadrare alle nostre società affiliate, cioè quello dell'approfondimento e della condivisione di intenti a livello calcistico. Quindi in Sicilia ci trovate presso la San Pio X, provincia di Catania, il nostro referente regionale Angelo Barbagallo, il nostro referente responsabile di tutto il Sud Italia, nonché responsabile tecnico nazionale Francesco Tafuro. Sono i nostri due punti di riferimento che chiaramente trovate con i contatti sul nostro sito che è www.soccerinternationalacademy.it. Coltivare sogni e non illusioni è un messaggio che cerchiamo di dire ogni volta che abbiamo un convegno, ogni volta che abbiamo la possibilità di parlare. Il sogno di diventare calciatore professionista è un qualcosa di sano, è qualcosa di giusto, è qualcosa di bello. L'illusione che viene spesso purtroppo alimentata, fomentata da figure tangenti al mondo del calcio, non professionistiche, figure che vivono il calcio per mero esquisito e semplici motivazioni economiche, commerciali, non possono essere loro i punti di riferimento per far crescere il calcio italiano a livello dal dilettantismo al professionismo. Quindi vivere con il sogno e vivere con la voglia di lavorare, di allenarsi, di approfondire, di ascoltare i propri tecnici e soprattutto di saper selezionare i propri allenatori, capire dove si può imparare qualcosa, capire dove invece non si può imparare nulla perché non c'è professionalità, non c'è serietà, non c'è voglia di essere moderni nella maniera più sana e costruttiva possibile. Quindi diciamo a tutti i ragazzi: vivete il calcio col sorriso, con la serenità e con il giusto impegno, perché il calcio è un impegno, è il gioco più bello del mondo, perché impegnandosi nel fare una cosa ci si diverte più di qualsiasi altra. Associazione che si occupa di scouting e soprattutto anche di organizzazioni sportive e non solo dal punto di vista tecnico. La RIA Management, che è stata presente oggi qui all'interno della nostra trasmissione. È il momento di conoscere i tabellini del campionato di prima categoria ed iniziamo subito con il girone A. Siamo giunti alla terza giornata di ritorno. Questi risultati: Gibellina batte Erice Borgoccia 2-0, Real Menfi Castellammare 4-0, Balestrate Altofonte 3-1, Fulgatore Città di Carini 2-1, Iccarense Città di Cinisi 1-1, San Giorgio Piana Giardinellese 2-1, ha riposato il Valderice. In classifica il Fulgatore si conferma leader con 36 punti, con 32 Iccarense, con 27 Balestrate, con 26 punti Città di Carini e Gibellina, 25 Città di Cinisi, 24 San Giorgio Piana, 17 Valderice e Real Menfi, con 14 punti Giardinlinese, con 10 Castellammare, con 9 Erice Borgoccia ed infine chiude la classifica all'ultimo posto l'Altofonte con 3 punti. Parliamo adesso del girone B, questo è il tabellino dei risultati di questa settimana. Resuttana batte Cerda Giuseppe Macina 5-0,
2-1 per Palermo Calcio Popolare contro il Città di Casteldaccia. Vittoria fuori casa dello Sporting Termini 2-0 contro il Città di Petralia Sottana. Vittoria invece fuori casa del Città di Petralia Soprana nei confronti del Real Trabia per 2-1. Valle d'Olmo Rangers 1986 1-1. Rocca Palumba Real Suttana 1-1. Ha riposato il Real Casale. In classifica sembra inarrestabile l'ascesa del Resuttana. Eccola qua infatti la classifica: Resuttana 45, Sporting Termini con 30, 26 Valle d'Olmo, 25 Palermo Calcio Popolare, con 23 punti Città di Petralia Sottana e Città di Petralia Soprana, 18 Real Trabia, 17 Città di Castellana, 14 Cerda Giuseppe Macina, con 13 Real Suttano, 11 per Calcio Rangers, 9 punti Real Casale, con 7 punti chiude la classifica il Rocca Palumba. Adesso parliamo del girone C. Abbiamo anche in questo caso la terza giornata di ritorno, questi risultati: Furnari Portorosa batte Rosmarino 4-3, Aquila Futura 1-1, Nasitana batte Città di Galati 1-0, San Fratello batte Protonnarella 3-1, Sfarandina batte Rodi Milici 5-1, Stefano Catania batte Umbertina 3-0, Tresse Calcio Brolo 1-1 con il Città di Mistretta. In classifica c'è questo testa a testa tra Sfarandina e San Fratello. Guardiamo la classifica, appunto abbiamo la Sfarandina in testa soltanto con un punto di distacco nei confronti del San Fratello, 38 con 37, 34 per l'Aquila, 33 Città di Mistretta, 32 Futura, 29 Nasitana, 21 punti per Città di Galati e Furnari Portorosa, con 18 punti Protonnarella, con 15 Stefano Catania, con 13 Rodi Milici, con 11 Rosmarino, con 6 punti il 3S Calcio Brolo, chiude la classifica l'Umbertina con 4 punti. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Per intanto 2 squadre su tutte, Sfarandina e San Fratello, con 38 e 37 punti, leader incontrastati di questo girone C del campionato di prima categoria. Andiamo avanti, adesso è il momento di conoscere i risultati del girone D. Orsa batte PGS Luce 2-1, Real Sud Nino Di Blasi batte Juvelinia 1-0, Sant'Alessio batte Robur 3-2, Saponara batte Academy San Filippo 4-1, Fiume di Nisi batte Monforte 2-0, Promende batte Casalvecchio Sicolo 1-0 ed infine vittoria del Duilio 81 nei confronti della Nuova Azzurra per 2-1. In classifica con questa vittoria il Promende stacca, anche se solo di un punto, la Nuova Azzurra che perde in casa della Duilia. La classifica comunque la possiamo tranquillamente guardare insieme, appunto in testa il Promende con 36, con 35 Nuova Azzurra, con 31 punti il Duilia, con 29 Real Sud Nino Di Blasi, con 28 Casalvecchio Siculo, con 25 il Sant'Alessio, con 23 punti i Fiumi di Nisi, Orsa Promosport, Monforte, 21 punti per PGS Luce, 14 Juvelinia e Robur, 13 Saponara, con 3 punti infine l'Academy San Filippo. Adesso il girone E, questi risultati: Giardini Naxos batte Leo Soccer 3-1, Aci Bonacorsi batte RSC Riposto 1-0, Pedara batte Mascalucia 2-1, vittoria del Città di Catania 2-0 contro il Castel di Judica, fuori casa vittoria del Belpasso nei confronti del Riposto Calcio 4-2, vittoria del Militello 2-0 con la Zafferana ed infine vittoria della prima in classifica Belpasso FC 3-0 con l'Atletico Mascalucia. È un continuo testa a testa tra le due squadre di Belpasso. In classifica attualmente al primo posto troviamo l'FC con 41 punti, segue il Calcio Belpasso con 40 e terzo incomodo l'Aci Bonaccorsi con 37, 35 RSC Riposto, 34 Militello Val di Catania, 24 per Riposto Calcio, 22 Giardini Naxos, con 17 punti Città di Catania e Castel di Judica, con 13 l'Atletico Mascalucia, con 12 Mascalucia e Zafferana, 9 punti per il Pedara Calcio ed infine ultimo in classifica con 5 punti Leo Soccer. Racchiusi in 4 punti Belpasso con le due squadre ed infine anche l'Aci Bonaccorsi che vince in casa 1-0 contro l'RSC Riposto. È il momento di conoscere i risultati adesso del girone F. Città di Canicattini, Vizzini Calcio 1-1, Chiaramonte batte Santa Lucia 1-0, Francofonte batte Pro Ragusa 2-1,
Vittoria fuori casa del Perscicli 4-2 a Pachino, vittoria invece della prima in classifica il Mazzarone 3-1 contro la Rinascita Netina. Hanno riposato Portopalo e Atletico Santa Croce. In classifica con 4 punti di vantaggio il Mazzarone con 40 punti, 36 Perscicli, 25 Città di Chiaramonte, 23 Città di Francofonte, 18 Vizzini, 17 Pachino, 16 Città di Canicattini, 13 Santa Lucia e Pro Ragusa, 12 Atletico Santa Croce, 10 punti per il Portopalo, chiude la classifica Rinascita Netina con 6 punti. E adesso chiudiamo la prima categoria con l'ultimo girone, il girone G, questi risultati. Agira batte Gemini Calcio 5-2, Villarosa batte Master Pro Calcio 3-0, Branciforte Atletico Favara 1-1, Atletico Gorgonia batte Nicosia 6-0, Sant'Anna Enna batte Ravanusa 3-2, vittoria della Raffadali 4-1 contro la Barrese, la partita Libertas 2010 Città di Caltanissetta è stata rinviata. In classifica abbiamo queste due squadre, Gorgonia e Favara, anche se per questa domenica è il Gorgonia ad essere leader del girone G del campionato di prima categoria. Infatti al primo posto abbiamo l'Atletico Gorgonia con 40 punti, 38 per l'Atletico Favara, 35 Raffadali, con 31 il Gemini Calcio, con 27 Master Pro Calcio, con 26 Città di Caltanissetta, 21 per il Nicosia, 20 per Villarosa e Agira, 17 Branciforti, 11 il Ravanusa, 10 punti Barrese Libertas 2010, chiude la classifica il Sant'Anna di Enna con 9 punti. E così chiudiamo anche la nostra puntata odierna di Penalty. Chiaramente ci rivedremo fra 7 giorni, sempre qui su questa frequenza, quella del canale 78 di Gold 78. Penalty, come tutti ben sanno, racconta il calcio dilettantistico ormai da 9 anni e lo raccontiamo nella maniera più semplice. Appuntamento alla prossima settimana. Talento, fortuna, esperienza, impegno, costanza, coerenza. Tra genio e follia c'è poca differenza, hanno lo stesso punto di partenza. Ma se sei solo e ti perdi e non va come vorresti tu, non c'è un navigatore né un tutorial su YouTube. È bello se ti riconoscono, è bello se vai in TV, ma è meno bello quando sei tu che non ti riconosci più. Tutto è più facile visto dagli occhi degli altri, perché quando non sei tu che piangi gli occhi sono meno rossi e meno grandi. Se vinci ti vogliono bene, ti fanno la ola, ti cantano un coro. La vittoria è una cosa di squadra, ma se perdi, perdi da solo. Per ogni ballerina che ha male ai piedi e si medica, per ogni calciatore che risparmia per le scarpe nuove, ogni studente che non mangia si dimentica, un musicista che anche da stanco va in sala prove, per ogni sportivo, artista, regista, scrittore, fotografo, astronauta, cantante o disegnatore. Se ci è riuscito uno, possiamo farlo tutti. Il tuo sudore, la tua occasione, che fai, la butti. Nulla è impossibile se credi in quello che fai. Chi ci crede chi è che ha fede e chi riesce a vincere anche senza te. Nulla è impossibile se credi in quello che fai. Chi ci crede chi è che ha fede e chi riesce a vincere anche senza te. Qualcuno mi ha detto che sono i sogni nel cassetto che ti rendono un uomo. Ora che sono cresciuto sospetto che i sogni che avevo sono solo una parte di ciò che sono. Sono i calci che ho preso lungo il cammino, ridere in faccia al destino, incontrarla, sposarla, farci un bambino. Quello che ho dentro non è quello che dico in giro, e non c'è re che non sia stato prima un principino.